Signore, buonasera. 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 Comodi. Giudice Arnaldo, si segga qua. Fa manco qualcosa. Al solito. Prima di iniziare voglio parlare con i signori che stanno assistendo al processo, mi raccomando. Non facete schifo come solo, io sto parlando soprattutto con gli amici della signora qua, per esempio, che avevano ottenuto lo sacramento, che facete sempre schifo, io vi conosco a uno, vi porto direttamente in carcere, signori miei, stamattina. Signora Sozza, devo parlare io, lei si sta sopra. Abbiamo capito di così, signori miei, cerchiamo di stare nei modi perché allora io chiudo l'udienza subito, senza problemi. Fallo vedere che può fare, chiude l'udienza. Guardi, datela fuori, chi sta che mangia? Sì, si assettato, ho capito che sto avanti, si assettato. Che non lo capisco che buoni, sempre femmine denti. Signora Sutta, comunque lasciamo perdere. Scusate, io qua all'altro perché padrone della lingua dei segni, se qualcuno è sordo e non sente, alzi la mano. Non sei sordo, come fai questa la mano? Benissimo. Non ho capito, ma il cancelliere Armando Ickes, un stato miscio. E come mai è stato miscio? Che cosa è successo? A sera che cosa fa? Se non mi muovo corazzo? No. Ha alzato il corpo, cioè significa che si imbriagava. Che materia? Non è che è arrivato che si imbriaga. Che cosa? E chi sto qui? Il nuovo cancelliere. Ma almeno abbiamo guadagnato in gioventù. Ma chi sto come? Sicuramente il giudice Arnaldo vuole dire che un bravo ragazzo è la fine del mondo. Questo vuole dire, la fine del mondo. Va bene, dunque possiamo iniziare il processo. Nuovo cancelliere? Sì, cancelliere. Signori miei, mi raccomando, ora iniziamo, mi raccomando, stiamo tranquilli, dobbiamo portare a finire questo processo perché non avete a mangiare una cosa che voglio fare. Avanti, legga quello che deve leggere. Gli era detto al nonno Ickes se quello che deve leggere? Sì. A posto sempre. Andiamo passata, va bene, legga pure. Dici. Sta per iniziare il dibattimento di un processo per omicidio. Che c'è lì? Sembra una storia che si spiegava per gli stupidi, ma va. Allora, avevo l'imputata. All'altro l'avvocato di pensioni. E dopo qui c'è un pubblico ministero. Amica era il signor pubblico ministero, vado avanti, comincerei l'interrogatorio, così c'è anche questo di mia maga. Grazie signor Presidente. Prego. Siamo a vedere a Suzza un banco di testimoni. Ma se che è proprio ministero? Ma che fanno? Non mi indicate che c'è il banco di testimoni? Chi chiama? Andiamo avanti. Giudici? La testa se la presente, sì. Non c'ho da... Signor giudici? Sì, signor. Signor pubblico ministro, a quelli da rispetto. Signora Sozza, non cominciamo, non è pubblico ministro, è pubblico ministero. Cerchiamo di dire la parola, come so, non è che ci vuole assai. Pubblico ministero, va bene? Allora, procediamo, signore. Procediamo, pubblico ministero. Grazie signor Presidente. Leggo da queste carte, ma voi siete la signora Agata Suzza, detta Itina, di anni 47. Chi c'è da relativo 47 anni? Chi fa? Sta mucciando? 47? Come la Ma gli sta avanti.
figlia di Ramonarma di Giovanni Assuzza e di Sara Sidiolo, nata a Catania il 18 di gennaio dell'anno 1921 e ivi residente in vicolo Sacramento numero 17. È giusto? So che c'è scritto qua? Ah, così dicono. Chi sta a verità? Non dà, caduta qui, signora Struzza, a casa tiene solo la massima verità, nient'altro che la verità, non cominciamo a mettere chiedere risposte. ma perché chi ci stava dicendo? Allora, se ne dà, ho giocato tutta la verità. Va bene, dunque ho giurato. Quando stima la salute? Devono giurare come se devono giurare. Giuro, quando stima la salute, quando Ora formuliamo Grazie, signor Presidente. Signora Assuzza, a rispondere a questa precisa domanda. Il giorno 27 di dicembre dell'anno 1957, voi isto con casa di vostra compare Concettina Sparmacira, saputa sentire come canilla. Vero è? E cosa no? Ridanno passano 2 anni. Che saggio? E non abbiamo, e non lo cominciamo con la discimonia. Si sferniciasse quando basta a parlare, al luogo di fare la parte che è suonata. Ce lo ripeto, chi ci faceva 2 giorni in casa di la Sparmacira. Ma ci a fare visita, chi altro ci poteva venire a fare? E insisto e dico, in compagnia di cui? Compagnia di cui? Compagnia di amici e parenti. Amici e parenti, Di cosa stiamo parlando? Voi, quali amici, quali parenti, volevo sapere i nomi e cognomi di tutti questi che li trascriviamo sopra. Ti scrivo? Già scrive. Non ci scrivo Me piace, mi insegnavo di non nominare mai il nome della che ci conosce. Dunque, chi mi sta contando mia, ovvero di chi mi tendate. Vedesse che io non sono mio pesce caso parente, va? Ora, forse la signora Assuzza fa l'indiana. Ida non va ancora caputo. Caccatinza entra in aula tribunali che è testimone di un tremendo delitto. Ma allora siete violenza a Signora, la vita Labriano, devo sbagliare a parlare, sta attenta, che cazzo, non sono le parti. Finisce direttamente in malera. E chi? Qua siamo un'aula di tribunale, e avanti. La mia assistita non ha bisogno di standardi, di nodo e di mente. Sta seguendo, la sua civilista, la sua assistita deve rispondere a un pubblico ministero. Io la rispondo solo, sto pubblico ministro gioco, non mi fa scandare quando pare che sono minazzi. Io la dico, pubblico ministero, la pagassa sono una procedura, va bene, chi lo va a dire? Senza malone a cagadicchio. E se spicciasse, chi chiacchiere, e gli mancano nessuna avanza, il giudice, gli mancano che chiudono. Claro, andiamo. Oh, sì. Signora Assuzza, a sera, dinza la casa della Sparmacira, successe una tremenda sciarra tra l'amici vostri e il povero Ciccio. È la verità? Sciarra! Ma sta vedendo o stai piangendo? Ah, sai, faccio piangere Ah, quando mai? Quale sciara? Fu, scaccio di parole. Danisa, va. Chi ti riceve? Ma ci sta cura solo alla domanda, senza addozionare parole. A rispondendo sì oppure no. Che saggio? Senta, chissà come fa smuovere la cultura degli vermi. Un'altra volta ce la domando sì oppure no. Sì, lo devono mi sempre spiegare ancora. Ti stai dicendo che fu scaccio di parole. In caso, una top, dove va, già satta. E senza che non ci pensavo un momento, a cominciare a volare. Paroloni e una danza. Allora fu sciarra. Quando mai? Chissà come la figlia. Ma spargimento di sangue come volete dire? Eccellenza! Ma tu stai sentendo come parla il pubblico ministero? Lunga, spara pure, che parla su te. Ci vista ancora come parla, santo Dio, ma non vuole capire che siamo in tribunale. Qua sta attento quando dice picchiamo ammazzando, ci finisce in galera, santo Dio, finiamo. Se io mi comporto la così, poi è distruffilo per stare male cristiano. Capi stuzzica, facendo la stessa poco. Ancora più sanzolenza, qua non si fa
e abbiamo nati, e dobbiamo seggere figlio. Io ieri andavo a bagno, tutta scaldata, che mi picchiava, che mi stava scippando i capelli. Perciò io niente, stiamo completi, vi giuro, sopra la pozza delle marce, quando stiamo saluti. Ah, sì? Ma poi dopo, quando poi io visti che un po' mi passa con una scuola che mi ha detto cose, che fece di schinetta di mia? Passai da bagno, no? Per vedere che avevo giù. Sì. E chi visto nei poveri occhi miei? Che hai visto? Già, che visti? Già, che visto? Un povero zucciscio dato un dera che stava sangue. Sindesto dotte sangue. Scrivisi, cancelletto, sangue. Ma ci fu sangue e si vende a rete. Adesso c'era vino, ma sorella, adesso c'era vino, capolavoro. Scrivisi, cancelletto, sangue, scrivisi. Avanti. Mamma, a quei automisti, Mi guardo per questi Annuto? Ce lo dico io questo. Ossia, visti lo suo amante imputato di uno spellacani, spaccare il cuore al povero Zuciccio con un colpo di rivoltolo. E tutto questo solo per lavare con lo sangue una diceria cittadina. Opposizioni, eccellentissimo Presidente. Supposizioni del pubblico ministero. Vi affanno. Opposizione a cui chiusa, bravo. Pubblico ministero, ci raccomando, Mi raccomando di parlare solo dei fatti e senza mettere cucino solo, ovvero niente supposizioni. Niente supposto, giusto ci giudici. Ah sì? Io ci replico la domanda allora. Signora Susi, lo so amante di uno per la cane. Aveva movente di commettere sta atroce delitto oppure lo commesse così, senza motivo, picchiò. Mi affanno. E che? Di nuovo. Mi affanno e desidero che l'eccellentissimo Presidente metta a verbale. Un'altra volta il pubblico ministero sta presupponendo che l'assassino con lo Zuciccio con lo spellacani, mentre ancora con signoria non hanno pronunziato sentenza. Opposizione a cui chiusa. Scrivete, opposizione a cui chiusa. Pubblico ministero. Mi meraviglia che lo sia, dico, non ci senti? C'era volte che fino a quando non esce fuori la sentenza, Tino Spellacani non è assolutamente colpevole, è solo lo imputato, il imputato deve essere trattato, chiaro? La regola sia pazienza. Vi faccio allora. Signora Susa, ne contassi allora la soppressione tra i rapporti che c'erano tra lo Spellacani e lo povero Zuciccio. E i noitti o non erano stati allibicati di friscadata oppure si volevano bene che facci farire. Chi vuole facevo, eccellenza? Ossia, lo sape meglio di me come si risolvono certe questioni in Sicilia. Ovviamente non è peccato. O è continentale può dire, boh, non saggio. Lo sta parlando, certo lo so. Io secolo sogno. Ma sì, non lo voglio. E se è vero che a me che mi sta contando, io sono una povera femminetta. E come tale non conto. E come tale neanche ci posso dire. Ma chi mi sta contando a me? Che allegamenti, cucchiamenti, gioco e cose difficili. Ma che dici, signora Susa? Che cosa dici? Proprio perché siamo siciliani, noi siamo a dimostrare di essere come tutte le altre, timorosi e rispettosi della legge, senza ittare causi. E che finendo i tempi quando ognuno di noi altri siciliani si faceva con la propria legge, la legge personale. Finendo, perciò stiamo attenti a chi che diciamo e cerchiamo di essere rigidi al dovere della legge. E chi sono voglio richiudere? Quella conclusione, eccellenza, ma giusto finire da cominciare. Giusto, dice la assistita. A me non date ce l'attenuante franci, no, povera figlia, non c'è di visa, a mezza, alle mascoli, la potenza, facci e faccione. Perché? E se vedi che attenuante storiche ci figli venire da lì. Ora non volesse dire che avessimo di quale attenuante storiche state parlando. Ma ti dico culturale decisione, c'è il mio mugone, il presidente, ma che fanno? Mi fai conto? Ma chi è che dice la signora Zuzza che è vero che non è imputata, ma è sempre testimone oculare di un tremendo delitto. Tremendo delitto? Sì, tremendo, ma se ne intendissimo! Ma onne, Aria, sapete, Ecco, fu 2 anni fa. e dunque deve testimoniare e contare per filo e per segno tutto quello che ha visto e non c'è nessun tipo di
attenuante, cultura compresa, che può tenere. Perciò, avvocato, venisse da non parlare Samu, Ora io Samu. Certo, Samu, quando mi parlate che state dicendo, non ce l'ho. Mentre ossia... Non giro che cosa? Parlate chiaro. Parlate chiaro, parlate chiaro. Che volessi dire io? Sì. Che voglio dire? Che vuole dire? Che voglio dire? Ma così me va. Ma vado della facoltà di una risposta. È una cosa del genere. Si impara dalla facoltà della risposta. Bravo, e che non rispondi. Avanti. E andiamo avanti con l'interrogatorio e formuliamo le domande come giusto formulate. Mettiamo un po' di sostanza a sto processo. Un po' di sostanza. Sicuro. Tornava lei, signora Suzza. Se non ha venuto alcuni bagnati, mi dicessero un movente che armava la mano di un assassino. Ovvero lo motivo che lo so avanti a ammazzare un povero suo ciccio. Ma che stai dicendo, avvocato? Ma che dici? Ma lei ragazzi, ti senti per me? Non era così. Ma come ci danno sto collega? Ci lei? O più quando rispetti. Allora sappiamo. Ci ho detto, ora, niente supposizioni. E a voi, signora Suzza, senza rispondere, e a rispondissimo, è giusto o proprio come sta? Signor Ministro, signor giudice, gioco, io pensavo a me, adesso che sono una discorso, lo stai capendo domenica. Pensavo a me a Maddalena. E poi ci deciso proprio Ministro, gioco, di spiegarsi meglio quando parla, già che io non comprendo, non so purici, quando parla a caso lì una tutta lecciuta. Non capisco. E allora, carissimo signor pubblico ministero, visto che vostra signoria è catanese e siciliano, la prego di parlare a Casolino. Non sa parlare a Casolino, no? Chi ne lovi con lo sacramento? Chi da Allora. parlasse a Casolino conquista in modo che lo capisci e lo capisci come magari deve stazionarsi la tua cosa che stanno facendo schifo. Va bene, silenzio la sotto, allora faccio sgombrare l'aula, silenzio! Signor giudice, però deve passare all'avvocato, perché caso tutti i gente che hanno uscito, tutti i bravi gente arrivati. Ma Presidente, ma scusi, Tutti i civiltati, cazzo. hai a parlare proprio lo vernacolo, lo nicolo, lo sacramento. Sì, signore. Cacci a parlare. Torno e dico, so che cosa mai ma stavolta una so parlata vita. Signora Suzza, cornudanza della miseria infame orca un'envisa, secondo che sia, quando veste l'ultima volta lo Ciccio, come schifo era, ci passi morto oppure vedi, a rispondersi con te che hanno a lavorare con tutte le ossa mi sento sano. A rispondesse con tutto l'osso mi sembra. Ci faccio pensare un minuto. A mia, mi passi morto e votato un te. Alla fine ci sei. Senti? Morto e votato un te. Morto? Votato un tempo? Non si votava perché questa sua missione conferma che ossia era presente nella scena di Rudiretti. Ma sta lunga, santo cielo, signora Suzza, come lo poteva credere un morto se non era da quello? Andiamo a cascare la lingua come va a cascare. Io non c'era! Guarda che non conviene, vuol dire che non conviene, come prima ci vuole la luna e ora non conviene, no? Questo dici che è siciliana, quando mai sarà un po' di congiufficino. Non sono certo un scimmietto con la patente, signora Suzza. Io ora non mi ci metto più a ciccia. A stavolta no. Io con sta sua parlata gitana la stai interrogando. Dunque, a comprendere che cosa. Andiamo avanti. Con schifo era la sparmacina. Non c'ho vota, ovviamente avere detto il zorbo. Chi poi che c'è un andando, qua amici e parenti. Nisba, niente amici e niente parenti. Sono un uomo, voglio sapere. Mi stai spiegando? Mortato l'indiscreto. Lo pubblico ministero con la sua scumata andaucca ci vuole fare dire alla mia assistita dopo non sapevo. L'avvocato pare un dondolo, però avevo ragione, avvocato non può sia stare muto, e a parlare solo quando ci tocca da parlare. Ma non stai capendo perché un avvocato non può parlare? Non stai capendo sta cosa io? Muta e pipa. Ma chi è? Dove fare? Ma che cattare su un wow? Sì, cavolo, avvocato, la da fare parlare, e la da
tra tutti sti amici e parenti che si l'accompagnarono in casa di lo povero Suciccio. Usarmata mano per sparare, boh, boh, boh! Ho sparato! Non ha sparato, no, non ha sparato, alla comincia dell'auto, non ha sparato. Stai là, io ma. Alleggia, spizzica e mordino, mi sta facendo esaurire. Ah, poi che qui mai una volta che fosse bello di faccia e bello di cuore. Oh, senti che vai ora a morte. No, amore! Ma mia Lario non me l'ha detto mai. E pure voi io! No, amore, io sono mezza stonata, non ci penso. Ma guarda chissà. Oltre a essere otta. Io è pure suonato. Ma pubblico ministero, qui non può dire. Allora, va, viva ci disse, avvocato, viva la parla di tuoi. Non sapete sempre, o no? Lasciando tutto. Ecco. Voglio che ci non sono avvocato, giudici, cosa sta al mondo? No, non stai a affettare. No, forse non sta capendo, non stia perché l'avvocato sta Ma che sei stato come avvocato? Non posso lavorare per rispettare la far parlare. E chi è? Va bene, se metti sei dalla sua parte, ma se non mi chiamo le forze dell'ordine e io faccio buttare fuori, sia un po' sia, io sia l'avvocato. Andiamo avanti. Non fare per Sì, secondo me sia che stiamo facendo quasi. Ma che ma basta sta cosa. Sì, l'hai pensato, certo, io sapevo che io non dovevo la dire questa cosa, perché io usa. E sono sicuro che hai rispettato magari l'avvocato che sta Ma perché non c'è sbagliando. stato un aiuto a rispettare, non fa che aiuto, invece non mi Signora Razzozza, l'avvocato difensore, a parare solo quando dice. Chi sta dicendo? Avvocato conoscete, lo sta finendo, non sei Mi stavo facendo esci. Giusto, ma poi mi posso magari intromettere, mi fanno... Pipa! Ma buttare sta viva! Porta di me! A viva una puttana. Giustizia? Ora che facciamo senza Ma mi stai come chiedo, eccellenza? Ma chi è giustizia? Mi stai convincendo che nel nostro tribunale certe cose funzionano al contrario. Che tu cacciataglia vivi acqua, che guardata vivi vino. A sto punto, a domani ho diritto a parlare. cerchiamo di domandare. Diritto a portare. Parlare, vuol dire sderubare da tutto andare a moda, poi ce ne andiamo avanti. Ogni tanto una bella comunità. Siamo tutti orecchi, parla. Dunque, voleva dire dobbiamo dare risposta la parola, non niente, Oh, guardatela! Finito Prisca e finita! Caro collega, sono tutti chiacchiere e tabacchiere di legno! Possibile così da si sta muta! Calciranzetta! ma i pubblici canastati Non sta parlando pure come le cose come lei e tutte le gente che non hanno usato lei! La sua stessa è e tutto questo che Allora, se la pescaria, è vero, come se stanno laminando, chiarire, santo Dio, basta, da ora in poi, come qualcuno quasi deve dire, anche a voi che siete dei pubblici, ufficiali, per finire in galera, mi stai interpellando perché vi giuro ne può finire. Non ce la faccio più, volete essere chiari, basta che non la mettiamo. Ma ci sentiamo, c'è una scura qui. E ora una volta sentiva, ancora quando uno parla da stare muto, perché là finisce a schifo. Il pubblico ministero chiamava. Hai ragione, signor Presidente, visto che a studienza mi chiamo lasciata di lacito. Signor Assuzza, visto che ciò che ha detto finora non avevi né capo e né manco coda, e lo vuole dire una buona volta qua ammazzavo lo povero suo ciccio? Ma perché potete domandare a me? Ma perché potete domandare a me? Ma chi ce ne fa? Io sono una poveretta. Ma perché potete domandare a me? Ma chi ce ne fa? Perché
Lo disse il nome, Presidente. Lo disse il nome. Lo disse. Lo disse. Lo disse. Scusate, signor Presidente, mi lasciai il bicchiere di la consentizza. Cancelleri, lo ribadizzavo un uomo fatto di la testi? Sì. Basta, capiamo il viaggio. Signore miei, basta, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Vabbè, comunque, ci siete levati. A posto, signor pubblico ministero. Bravo. Che sono strutturalmente? Ma che siete parenti di tutti e due? Che benefici, d'accordo, mi fa bocchiare, da povera femmina sventurata? Ma attenzione, picchiuri di una loca da stessi, hanno conto i cucinerai della magistratura, hanno presidente della Repubblica Italiana, e carabinieri, e bombieri, a tutti! Abbiamo sto rubato! A tutte pare, a tutte pare! Sì, a tutte pare, a tutte! Avvocato ci cavolo di male, perché vedete caccani, cricca e compricoli non ce n'è. Che possiamo pubblico ministero formulasse la domanda come è giusto di essere formulata, perché l'avvocato non ci viene più, perché avete un modo, ora che la formulata in modo diverso, ma dove l'avvocato capisce magari. Va bene, vi faccio la domanda, procede e riformulo l'interrogatorio. Signora Assunza, Tino Spellacani, un schifio e a Mossia, gli schifio ci vede. Ha risposto. Iddo è l'uomo mio. Giusto. E la sparmacira, detta candilla, tu cartu. Da carillazza sulla simula. Da cagliata che c'è che sta spuntare il grauto sulla macchina. Sì, tu cartu. Iena carillazza sulla simula. Iena tinta stumpaglia. Iena sciole catapina. Si capisce a lunga che Mossia è in arrivati, ovvero l'amante di Lusozzito. Ma quando lo pubblico ministero ci vuole fare dire alla mia assistita una cosa che ancora non avete pronunciato. È giusto di che l'ha preso, un po' come l'esperto, stanno lì. Chiamiamo luce sola sta avvocato, ma quando non sai finire pubblico ministero. Ti scannarsi, ma chi mi combina? Così è che non deve avere più bestia da fare. Comunica, ci può mettere una boca alla testa questa parola. Parola che non dovrebbe entrare. La possia non ci va a scappare. La possia, e se lo buttasse, cadendo qua all'acqua a guardare. E da quando si rompe. E suonare un dito a rombo io. E suonare un dito a rombo io. Formuliamo le domande come giusto formulare e muoviamoli perché stiamo morendo da fare. Con licenza, signor Presidente, sapete che rifaccio l'interrogatorio, non danno come ne. A catterato c'è come tutti i carrobbieri. Signora Assunza, c'era un vincolo inattaccato tra lo Spellacani e la sparmacina. Chissà. Ma pure che c'è stata un'antesa fra tutti noi. E non c'è stato mai niente. E questo ci posso assicurare io perché per domani ci sa disse pastora l'avesse ammazzato io che mi stesse male. Coscienza, questa discussione che mi sta facendo. Chi mi volesse mettere in bocca, verità, sopra la porta del povero ciccio. Io sta cosa la posso tollerare. Giusto dice la mia assistita. Sta cosa non si può tollerare. Dopo ci fosse di impuntarsi, ma l'ha superata. Dico solo alla sua assistita, che non può bene di certo insegnare a mia ministero. Voi facete la testimone, e a mia lasciatemi fare lo pubblico ministero. Gesù, e come sa sta picchiando? Alla fine che cosa ci resta da questo sconcio? Si è picchisto ora poco più di niente. Stocco voglio sapere piuttosto, e se visti in dalla faccia che ammazzavo lo povero Zuciccio. Signora Sosa, s'avvalessi di un diritto a non rispondere. Ma perché ce l'aveva la parola destra?
chissà, può faccia bagna lo pari assai. Ma che state venendo, poi tu? Mi parete una corda con lo vecchio. Oh, peggio di essere scegli nel piattino. Ancora che stanno dentro, lo sia che di nuovo, lo so che non posso mettere a fare lo posso, avvocati, ringraziate Dio che sono il presidente di questa giuria, perché l'uomo Matteo non ne può restare. Sapete che vedevo? Siccome mi fa chi strumere un gran mal di destra. No, io non ce l'ho la destra, capisci? Mi viene un gran mal di destra, sapete che vedevo? L'udienza e tutto. Come, signor Presidente? Dopo mezz'ora che devo un uomo che ti spera cani. Non mi interessa. E non verbalizzavo che ci vorrei magari mezz'ora che venivo di essere il pubblico ministero mi ha un nome che venivo di stare silenzio, di parlare come è giusto parlare, non ha invece voi non avete fatto che pizzicarvi e se poi io stai morendo dalla fame, l'udienza è tolta, le mie a mangiare e l'udienza sarà data da destinarsi. E signori miei, a morire che non ce la faccio più presidente. Signori, l'udienza è tolta. Ho detto, l'udienza è tolta. Ma com'è? Come può sempre assistere alla stessa storia? Non si può mai processare come di giusto in questa catania. Tutti vogliono essere trattati con i panni gialli. E non tu sapi niente. Non tu hai visto niente. Non tu parli. E non tu mi vedi. Solo io mi vedi. Ma che mi vedi a fare? E per forza ce la volevamo fare pagare sempre a quella che non c'è tocca. Amorino, ma signora Sussa. Sì, avete ragione. Amorino, avvocato. Avvocato? Ma che scandalo che mi fece picchiare sto pubblico ministro sul gioco? Con mia sa picchiare, con mia. Cara signora, la cultura si può pure criticare per carità, ma non si può condannare per lo semplice motivo che tutti noi altri siciliani, e dico tutti, siamo figli di Dio, e questo non si può né cancellare e manco processare. Ne hai idea? E manca a me.